L'associazione Corichedos è nata vari anni fa perché il mio intento era quello di trasmettere ciò che io sapevo o che avrei acquisito poi in seguito, trasmettere e far conoscere l'arte e la cultura del nostro territorio. Anche ho creato questa associazione per un eventuale futuro. I ragazzi crescevano, quindi dico, se un domani noi siamo, io e mio marito, di Luna Matrona, quindi abbiamo vissuto 37 anni a Cagliari, però dico, ma in seguito, crescendo in età, tornerò al mio paese, e così è stato. Siamo rientrati e quindi l'intento era appunto trasmettere alle nuove generazioni quello che io ho imparato o nell'arco degli anni sono riuscita ad avere di mio. Il pranzo che abbiamo organizzato oggi, tutto ciò che è stato cucinato è frutto del nostro territorio. Giorgio, mio marito, ha cucinato per tutti, anche perché era il suo lavoro. Lui ha esercitato per 47 anni il lavoro di cuoco, quindi ci siamo un po' dati una mano. Magari un pensiero suo, un pensiero mio, e abbiamo messo a punto questo menù. Il primo abbiamo fatto savregua fatta con Savezza Zatizzu. Perché? Perché la fregua la faccio io, coltiviamo il senatore Capelli e mi è piaciuta l'idea di proporre un prodotto del territorio, anche perché ne sono fiera di essere riuscita a fare una fregua con la semola integrale. Perché sì, con le macchine si fa, però farla a mano è un pochino più complesso in quanto la semola integrale ha una quantità di glutine molto bassa, per cui riuscire a fare il pallino è più complesso, però prova e riprova non mi sono appunto arenata o a testa alta sono riuscita ad avere quel prodotto che volevo. Sì. Abbiamo fatto un piatto composto, le patate di Luna Matrona nel creare sago coebrena. Quindi l'erbetta che ci abbiamo messo, la menta del nostro giardino, l'olio nostro del territorio, l'olio extravergine, del formaggio pecorino. Questi i componenti. La sfoglia esterna che racchiudeva l'impasto era una pasta violata, sempre di semola e un po' di olio. Questo è quanto. Abbiamo fatto quindi i formaggi e la ricotta, una ricotta mustia, il formaggio pecorino che abbiamo servito con la cotognata. La cotognata che abbiamo realizzato noi, una cotognata che noi da piccoli mangiavamo, che era diciamo la frutta che si portava a scuola, perché è semplice, avvolta nella sua cartina. Era semplice per un bambino mangiarla. Io ricordavo tanti anni fa, quando ero piccola, la mangiavamo a ricreazione e dopo tanto provare sono riuscita a riprodurla. Quindi quanto è importante tramandare Ma queste sicuramente tradizioni sì, ma culinarie sicuramente sì. anche alle nuove generazioni? Soprattutto mangiare sano, mangiare con prodotti che noi abbiamo, perché spesso andiamo a comprarli ma ce li abbiamo qua in casa, questo dico. L'emozione per un evento così importante è tanta, anche perché noi ci siamo impegnati tantissimo affinché molte persone avessero la possibilità di apprezzare quello che noi stiamo trasmettendo.